Buongiorno Taranto, buongiorno e buona festa della Repubblica. Un saluto da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci segue dalla regia. Dunque, oggi si celebrano gli 80 anni della nostra Repubblica e stamattina, come ogni anno, ci saranno le celebrazioni istituzionali in Piazza della Vittoria e noi come emittente li seguiremo ovviamente. La puntata di oggi di Buongiorno Taranto, parleremo dei Giochi del Mediterraneo, la polemica sui fondi prima sottratti poi riapparsi, insomma c'è stato un po' di confusione in questi giorni, un po' di maretta, però ci sono anche degli effetti collaterali perché ad esempio la incerta disponibilità del Palamazzola ha indotto la società di pallavolo di A2 Prisma Volley a rinunciare all'iscrizione al campionato. Poi cercheremo di capire meglio cosa è accaduto e lo faremo con il consigliere comunale Gianni Azzaro che è intervenuto sulla vicenda. Ma dei Giochi del Mediterraneo parleremo anche con l'onorevole Dario Iaia per capire questo spostamento di fondi che ha un po' disorientato l'opinione pubblica, anche se poi il ministro Foti, il ministro per il Sud e per la coesione, ha rassicurato tutti, non vi preoccupate perché arriveranno 25 milioni per ultimare le opere accessorie per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo. Ma come diciamo oggi è anche la festa della Repubblica e faremo il punto sullo stato di salute della Repubblica con l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo. E infine parleremo della staffetta blu della legalità. Ce ne siamo occupati anche ieri nella puntata di Rosso di Sera. La staffetta partita dal Gargano è approdata ieri sera a Taranto e stamattina ci collegheremo nuovamente per comprendere, capire qual è il programma di queste giornate che la staffetta blu della legalità trascorrerà qui a Taranto. E intanto direi che è arrivato il momento di sentire cosa ci dicono le stelle, l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon martedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che vi augurano una buona festa della Repubblica Italiana. Ariete, finalmente arriveranno opportunità che permetteranno di ottenere i risultati tanto attesi, soprattutto in ambito professionale e finanziario. Le difficoltà dei periodi precedenti saranno lasciate finalmente alle spalle. Toro, il vostro spirito critico è un alleato, non un limite. Siete apprezzati per la vostra affidabilità e chi vi circonda si affida con fiducia ai vostri consigli. In ambito affettivo riuscite a comunicare con dolcezza e fermezza. Gemelli, la giornata vi offre la possibilità di consolidare ciò che avete costruito finora. Le vostre idee trovano ascolto e applicazione, mentre le relazioni professionali vi restituiscono fiducia nelle vostre capacità. Cancro, la vostra sensibilità vi guida nelle scelte giuste, senza perdere di vista la logica. Avete parole pacate ma efficaci, ideali per risolvere malintesi o riportare armonia in un contesto instabile. Leone, le vostre emozioni non vi travolgono ma vi ispirano. Avete voglia di costruire, di mettervi in gioco con sincerità. Il lavoro procede con costanza, anche se serve ancora un po' di pazienza. Vergine, siete vitali e creativi anche se non tutto va come speravate. Alcuni rallentamenti non scalfiranno però il vostro entusiasmo. In famiglia o in amore potete sorprendere con un gesto spontaneo e affettuoso. Bilancia, dopo un periodo complesso ritrovate la voglia di guardare avanti. Non mancano delle ombre, ma le affrontate con maggiore lucidità. I rapporti personali sono in fase di ristrutturazione. Tagliate i rami secchi. Scorpione, preferite osservare piuttosto che parlare. Questo atteggiamento vi permette di comprendere meglio le dinamiche che vi circondano, ma attenzione a non isolarvi troppo. Siate più chiari con chi vi vuole bene. Sagittario, le vostre idee sono valide, ma manca il coraggio di metterle in pratica. Non lasciate che i dubbi prendano il sopravvento. In amore è il momento di fare una scelta. O vi impegnate di più o lasciate andare senza rimpianti. Capricorno,
Siete discontinui. Questa instabilità vi impedisce di ottenere ciò che desiderate. Vi serve più concentrazione e meno distrazioni. Nel lavoro fate attenzione ai dettagli e nei rapporti cercate di non essere evasivi. Acquario. Siete un po' confusi. Vi sembra che nulla abbia un vero senso e che tutto vi sfugga di mano. In realtà state solo attraversando una fase in cui le certezze vacillano per lasciare spazio a nuove visioni. Pesci. Dovete rallentare un po', ascoltarvi e ridimensionare alcune richieste che arrivano dall'esterno. Non potete fare tutto da soli o da sole e non c'è nulla di male nel chiedere aiuto e delegare, anzi è fondamentale. Oggi vi saluto con le parole di Sergio Bambaren. L'amore è anche imparare a rinunciare all'altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Bene, dopo aver ascoltato cosa ci raccontano le stelle, vediamo la rassegna stampa. Cominciamo a sfogliare i quotidiani di questa mattina. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che è l'inserto pugliese del Corriere della Sera. L'apertura dedicata all'arrivo dell'estate, prove d'estate tra pienone e caos, turismo, numeri record per il ponte del 2 giugno, primo test della stagione, folla sulle spiagge, tanti arrivano dall'estero. Ma a Gallipoli, e questa è la denuncia, in un anno non è cambiato nulla, mancano parcheggi e i lidi sono irraggiungibili. Quanto si paga per andare al mare? Una mini stangata sotto l'ombrellone, aumenti del 2,5%, questa è l'altra faccia della medaglia. E poi i due volti della città, parliamo di Bari. A Bari sembra Ferragosto, ma i rifiuti in centro sono a 2 passi dal comune. La tragedia di Ortanova, l'incidente stradale nel quale hanno perso la vita diversi giovani, cioè un giovane e altri sono rimasti feriti. L'ultimo saluto al 17enne, mentre è indagato il ragazzo di 16 anni che guidava l'automobile, indagato per omicidio stradale. Passiamo a Repubblica, il sito web di Repubblica, la pagina pugliese ovviamente, e allora si parla della xylella, o meglio degli ulivi che non si abbattono per far posto a impianti fotovoltaici. Il TAR Puglia boccia la regione, quindi non possono essere abbattuti gli ulivi per far posto agli impianti fotovoltaici. Avevo detto xylella, invece no, qui la xylella non c'entra nulla, è soltanto il progetto per installare impianti fotovoltaici che prevedeva di far posto appunto ai pannelli eliminando gli ulivi. Ancora Ortanova, addio ad Andrea Procaccino, morto a 17 anni nell'auto con i coetanei. Avevi tanti sogni, dicono i suoi amici. La denuncia shock a San Severo. La sindaca Lidia Colangelo afferma in consiglio comunale: ho ricevuto richieste che riguardano la mia sfera sessuale. Intervento molto duro e molto polemico della sindaca di San Severo in consiglio comunale. E poi i disagi al pronto soccorso, questa volta a Lecce. Basta aspettare, madre e figlia in codice verde aggrediscono il personale del pronto soccorso a Lecce. Quindi ancora episodi che ormai sono diffusi un po' in tutta Italia, con queste incredibili aggressioni al personale che opera nei pronto soccorsi dei nostri ospedali. A questo punto direi che è arrivato il momento di dare di nuovo la linea a Piero Caffio in regia. E torniamo alla nostra rassegna stampa. Riprendiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, che apre sui Giochi del Mediterraneo. Giochi, sprint finale, governo e commissario, tutto pronto per gli impianti e il restyling di Taranto. Per i 5 Stelle invece si tratta di un valzer di fondi. E ancora, come dicevo in apertura, ci occuperemo di questa vicenda dei Giochi del Mediterraneo tra poco. I focus della Gazzetta: compensazioni per i gasdotti e battaglia legale, Puglia ricorso alla consulta.
La notizia che abbiamo letto in precedenza su Repubblica: il TAR ferma la regione sul fotovoltaico, no all'espianto degli ulivi. Ortanova sotto shock, dice addio ad Andrea, 3 minorenni, il conducente indagato per omicidio stradale. La festa della Repubblica: Mattarella brinda con i fragili, fiducia nella Repubblica, legge elettorale, la riforma delle complessità, c'è un fondo di Gaetano Quagliarello. E poi ancora il disagio giovanile, violenza e baby gang a Bari, Canosa e Trani. Continuano a ripetersi i casi di violenze compiute da minori, un anziano ricoverato in rianimazione. E poi l'odissea quotidiana in aeroporto, aspettare un taxi è diventata appunto una odissea. Tutti in fila nonostante le nuove licenze. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, che apre con la festa della Repubblica, il voto delle donne, l'aria di festa, così fu la svolta lenta in Puglia. Giornate tricolori con 19 onorificenze e il concerto finale. C'è l'elenco degli eventi, appunto come dicevamo in apertura di trasmissione, la manifestazione celebrativa in Piazza della Vittoria. A partire dalle ore 10 ci sarà la cerimonia organizzata dalla prefettura, al termine della quale verranno consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica, concesse con decreto dal presidente Mattarella. 19 i cittadini civili e militari che riceveranno l'onorificenza. E poi in conclusione delle celebrazioni il concerto al Teatro Fusco. E poi anche Quotidiano si occupa dei Giochi del Mediterraneo, giochi e fondi, torna il sereno, ora via libera e ultimo sprint, le rassicurazioni di Foti, opere salve. Ferrarese, che è il commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, dice è un segnale importante. E poi ecco l'altro argomento che tratteremo questa mattina. Prisma, parliamo di pallavolo, addio shock, niente a due. Il nodo Palamazzola, ci sono incertezze, il comune risponde, dice per noi era tutto ok. L'edicola, crescono le aggressioni ai medici. Ne abbiamo parlato anche prima con gli assalti al pronto soccorso, ai medici del pronto soccorso. Situazione ormai fuori controllo, la denuncia del sindacato, colpita con uno schiaffo una infermiera in Salento. I numeri sono preoccupanti, pensate, nel 2024 nella regione sono stati 325 gli episodi di violenza, in aumento del 180% in un anno, situazione davvero sconcertante. Policlinico di Foggia, la mancanza di 2 sterilizzatori blocca l'apertura di sale operatorie costate 12 milioni. Questa è l'altra faccia della sanità: da una parte i medici aggrediti, i medici e il personale ospedaliero aggredito, dall'altra però ci sono queste mancanze che impediscono di fornire servizi sanitari efficienti. E poi ancora Taranto, tentato omicidio, preso 25enne, parliamo della sparatoria che c'è stata nei giorni scorsi al rione Tamburi, arrestato un 25enne, autore del ferimento di un suo coetaneo. Questo giovane si è poi fatto accompagnare in questura dai genitori e dal suo avvocato difensore e è stato poi tradotto in carcere. Ancora musica e poi riprendiamo con i Giochi del Mediterraneo. E allora, questi Giochi del Mediterraneo si soffre fino alla fine. Diciamo che sono stati e sono anni un po' travagliati per costruire questa manifestazione. Negli ultimi giorni è scoppiato il caso degli ultimi fondi mancanti, perché erano stati tagliati 8 milioni e mezzo, e invece poi il ministro per il Sud Foti ha rassicurato, attenzione, perché è vero, sì, non ci sono questi 8 milioni e mezzo, ma ne arriveranno 25 per completare le opere accessorie. In particolare c'è da completare la pista di pattinaggio e poi soprattutto questi soldi dovrebbero servire per rifacimento delle strade, per adeguare la viabilità in vista della manifestazione che si terrà dal 21 agosto al 3 settembre. Ci sono state molte polemiche, scontri politici, come purtroppo siamo abituati a raccontare, ma appunto sentiamo questo servizio sulle polemiche relative ai fondi per i Giochi del Mediterraneo.
Per 8 milioni e mezzo che se ne vanno, ce ne sono altri 25 di milioni che arrivano. Promessa del ministro per il Sud, Tommaso Foti, che così prova a spegnere la polemica che si era innescata dopo la decisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di tagliare, nella legge di bilancio 2025, 8 milioni e mezzo destinati ai Giochi del Mediterraneo. Soldi destinati a finanziare le opere accessorie, come il rifacimento di strade, della facciata di Palazzo di Città e il completamento della pista di pattinaggio. Un taglio deciso dal ministro Giancarlo Giorgetti, che stava producendo anche malumori all'interno della stessa maggioranza di governo, in particolare nei rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia. L'intervento del ministro Foti dovrebbe rassicurare sul completamento degli interventi, che rischiavano di saltare a causa del taglio. Sarebbe stata una beffa se si considera che quei soldi, quegli 8 milioni e mezzo, erano frutto dei risparmi ottenuti dalla gestione commissariale. Per il ministro Foti si è trattato di clamore per nulla e ha ricordato come per i Giochi di Taranto, ai 150 milioni inizialmente stanziati dal governo Draghi, se ne sono aggiunti altri 125 stanziati questa volta dal governo Meloni. Somme queste destinate alle infrastrutture. Per quanto riguarda invece gli aspetti organizzativi, l'attuale governo ha messo a disposizione 50 milioni, ai quali andrebbero ora aggiunti i 25 annunciati dal ministro Foti, per un totale di 75 milioni di euro. Chi tuttavia non si sente rassicurata dalle parole del ministro Foti è l'onorevole Francesca Viggiano. La parlamentare del PD si chiede infatti quale sarà la destinazione di queste ulteriori somme. L'accusa al governo è di aver evitato di spiegare quale parte di queste somme produrrà benefici permanenti per Taranto e quale invece sarà assorbita da esigenze organizzative o da interventi distribuiti nel resto della regione. La deputata polemizza anche con l'onorevole Dario Iaia, il quale a sua volta aveva accusato il comune di non aver messo un euro a disposizione dei giochi. Insomma, ancora una volta la politica locale si divide, si frantuma per logiche di schieramento, anche a costo di lasciare sullo sfondo l'obiettivo finale, il successo dei Giochi di Taranto. Bene, ne parleremo ancora dei giochi, tra poco con il consigliere comunale Gianni Azzaro, intanto linea Piero Caffio alla regia. Bene, allora parliamo di queste polemiche che sono state sollevate in questi giorni sui Giochi del Mediterraneo, sui fondi per i Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto di questa vicenda che riguarda la società Prisma Volley, la squadra di pallavolo militante in Serie A2 che ha deciso di non iscriversi al prossimo campionato, affermando che appunto non ha avuto certezze sulla disponibilità del Palamazzola interessato dai lavori per i Giochi del Mediterraneo. Ne parliamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, che ha seguito da vicino questa vicenda. Buongiorno consigliere. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. E allora buon festa della Repubblica. È buona festa della Repubblica. Ci svegliamo con il sorriso dopo che stanotte siamo stati sbalzati dal letto per la forte scossa di terremoto che ha colpito la Calabria. Per fortuna sembra che non ci siano stati danni e feriti. Ma comunque torniamo al nostro argomento. E come qualche giornale ha titolato, una decisione shock quella della Prisma di rinunciare al campionato. Che cosa è accaduto? Perché la Prisma in qualche modo accusa il comune di non aver dato certezze sul Palamazzola. Innanzitutto vorrei precisare, io non è che ho seguito la vicenda, perché naturalmente non ho un ruolo. Io mi sono semplicemente limitato a fare comunque un invito, più che altro sia alla politica, alle istituzioni, ma anche alla stessa società, perché sicuramente quella di ieri è stata una notizia shock. Perdere di botto, vuol dire, una realtà importante, un'eccellenza del nostro territorio, un'eccellenza sportiva che ci ha regalato tante soddisfazioni in questi anni, ci ha permesso comunque di calcare palchi e parquet nazionali di prestigio, ha dato lustro alla nostra città, quindi di colpo aver perso questa opportunità sicuramente non è di buono auspicio.
in questi giorni, tra l'altro, stiamo riscontrando una polemica continua sullo sport, rimpallando una serie di responsabilità dai risparmi di gara della struttura commissariale all'eredità poi dell'impiantistica sportiva. Io penso che sia arrivato il momento di fare veramente tutti quanti un salto di qualità e dimostrare tutti un certo senso di responsabilità, e quindi sedersi tutti quanti al di là delle proprie magliette, delle proprie appartenenze politiche, ma soprattutto sedersi insieme a chi lo sport lo pratica tutti i giorni, e tutti quanti tutti i giorni fanno sacrificio per individuare insieme le soluzioni migliori, sfruttare al meglio questa opportunità unica, irripetibile, che ci ha dato i Giochi del Mediterraneo, soprattutto per quanto riguarda la struttura, l'impiantistica sportiva. Ecco, consigliere, da quello che abbiamo appreso, volevo appunto rimarcare questo passaggio. Ci si perde troppo tra polemiche di schieramento e si finisce per perdere di vista l'obiettivo finale, cioè nel nostro caso la riuscita dei giochi, e magari offrire alla Prisma la possibilità di disputare il campionato. Non so quanto sia recuperabile adesso questa situazione. Io ho parlato con la società, sembrano veramente le speranze ridotte veramente lumicino, che hanno fatto una non ufficiale anche alla Lega. Perché a quanto pare abbiano avuto delle risposte con con ritardo, e quindi naturalmente per una società professionale comunque aveva necessità di avere queste risposte prima per fare una programmazione importante, e quindi oggi diventa complicato anche allestire la squadra, pur avendo avuto qualche risposta anche in extremis, però è difficoltoso fare la squadra. Io penso che comunque sia, se si voglia e si sia veramente la volontà, io penso che sia la società, ma a questo punto anche l'amministrazione, ma anche tutti quanti, si possa fare quello sforzo per evitare questa brutta pagina, anche che ci ha permesso di regalare fino ad oggi i sogni più belli anche a livello nazionale, visto anche un po' la carenza di risultati negli altri sport, al netto del calcio a 5. Quindi sarebbe veramente un peccato privarci di questa grande opportunità. E sarebbe davvero una beffa, una speranza ai nostri ragazzi. Sarebbe una beffa nell'anno dei Giochi del Mediterraneo perdere la società di Serie 2 di pallavolo. Quella più attiva a livello attualmente oggi. Assolutamente. Io penso che spero che prevalghi la ragione e la responsabilità. Ce lo auguriamo tutti. Intanto rilanciamo questo appello alla politica a mettere da parte per una volta le divisioni, le polemiche, che a volte sono anche strumentali, e cerchiamo di navigare tutti nella stessa direzione per la buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo, e soprattutto per dare una mano concreta alle attività sportive che servono in particolare ai giovani della nostra città, una città che sta vivendo momenti di grave disagio giovanile, quindi lo sport diventa uno strumento fondamentale dal punto di vista sociale proprio, consigliere. Assolutamente, e soprattutto quando si parla di sport ogni tanto anche parlare con gli occhi, o comunque col cuore e con la passione, perché molto spesso parliamo sempre, infatti anche in questi giorni vediamo solo numeri o commenti negativi. Parlare anche proprio da sportivi, da chi lo sport l'ha praticato, e quindi se uno non ha fatto sport magari anche ci si può confrontare con chi giorno dopo giorno sia fa sacrifici per poter fare sport ai nostri ragazzi, ma anche con chi lo sport lo pratica, perché quando si parla di sport bisogna innanzitutto sapere di cosa si stia parlando, e soprattutto anche quella grande forza che potrebbe avere e che ha lo sport attualmente per chi lo pratica, questa grande possibilità anche di crescita culturale, educativa e sociale che ha nei confronti dei nostri ragazzi, e soprattutto in questo periodo noi ne abbiamo assolutamente bisogno, visto gli attuali fatti di cronaca. Quindi per noi lo sport diventa veramente un motore non solo sicuramente di sviluppo economico e di promozione territoriale, perché attraverso l'eredità dell'impiantistica sportiva noi avremo la possibilità non solo di
ospitare i Giochi del Mediterraneo, ma ospitare anche in seguito anche ulteriori gare internazionali anche di livello nelle varie discipline sportive, ma soprattutto diventa una grande palestra, una grande possibilità anche per educatrice dei nostri ragazzi. Di recupero sociale per i nostri ragazzi. Grazie consigliere Azzaro. Grazie a voi. Adesso linea a Piero Caffio alla regia con la nostra informazione. Bene, torniamo a parlare dei Giochi del Mediterraneo. Lo facciamo con l'onorevole Dario Iaia. Buongiorno onorevole. Buongiorno direttore, ben trovati. Ben trovato a lei. Buona festa della Repubblica. Ecco, poi le farò anche una domanda sulla festa della Repubblica, onorevole, va bene, però sì. Cominciamo con i Giochi del Mediterraneo. Allora, possiamo stare tranquilli? Ma io direi proprio di sì. Abbiamo assistito in questi 2 giorni ad una polemica pretestuosa ed anche inutile per certi aspetti. Si è anche detto che la mancanza di questi 8 milioni e mezzo derivasse dall'atteggiamento contro il sud del ministro Giorgetti e altre amenità di questo tipo. In realtà si è trattato con la legge di bilancio dello scorso anno di un taglio lineare fatto in virtù della spending review su tutti i capitoli di bilancio, in particolare sulle somme non spese, per cui nel momento in cui si è posta la questione immediatamente è intervenuto il governo, così come ha fatto sempre finora con il ministro Foti, il quale ha tranquillizzato tutti. Io domani mattina avrò un incontro col ministro sul tema, ma io direi che non ci sono assolutamente problemi, che i lavori possono continuare ad andare avanti e faccio un invito ed un appello ad evitare le polemiche di piagnistei ed andare avanti tutti nella stessa direzione. Ecco. Piuttosto invito il Comune di Taranto, alla Regione Puglia, a metterci qualche soldino, perché finora siamo quasi a zero. Ecco. Anzi, per il Comune di Taranto siamo a zero. Pochi minuti fa parlavamo con il consigliere comunale Gianni Azzaro, il quale anche lui diceva facciamo un appello alla politica, mettiamo un po' da parte le polemiche di schieramento e cerchiamo di lavorare per raggiungere l'obiettivo, perché non ha molto senso insomma stare a fare polemiche e poi perdere di vista. Il riferimento era ad esempio alla decisione della squadra di pallavolo di rinunciare al campionato, no? Dice poi si perde di vista la concretezza, certo, no? Certo. Sì. Ma noi rispondiamo semplicemente alle polemiche, direttore. Da parte nostra non c'è nessuna volontà di polemizzare, anche perché abbiamo così tanti impegni da non essere interessati a questo. Leggiamo molto spesso, soprattutto da parte di esponenti dell'amministrazione comunale, attacchi scriteriati che non hanno senso, probabilmente di persone alla ricerca di visibilità politica per aspirare a qualche altro ruolo. Ma l'invito che io faccio a questi esponenti dell'amministrazione è quella di dedicarsi alla guida dell'amministrazione, perché ci sono alcune situazioni che francamente sono paradossali, cioè che il governo debba intervenire con il commissario dei giochi per riqualificare la facciata del palazzo municipale. Mi fa veramente specie. Se non sono capaci neanche di riqualificarsi la facciata del proprio comune, credo che questa amministrazione abbia più di qualche problema, quindi li inviterei ad occuparsi di queste cose e poi di tutto il resto, perché il governo ci mette la faccia, i soldi e poi... Ecco, onorevole, a proposito di chi ci mette i soldi, in queste polemiche affiora sempre il tentativo di dire no, i soldi li abbiamo messi noi, li hanno messi quegli altri, ma chi li ha messi questi soldi? Ma ci sono i provvedimenti, ma direttore, guardi, veramente io vedo e leggo di polemiche che mi lasciano basito, cioè ci sono i provvedimenti normativi, non è un enigma per cui non sappiamo se è stato Tizio, Caio, Sempronio. Il ministro Foti nel suo comunicato ha indicato anche i provvedimenti normativi del 2024-2025 con i quali il governo Meloni ha impegnato, mi pare, intorno ai 175 milioni, qualcosa del genere. Cioè, ci sono le leggi. E qui a Taranto si continua a polemizzare sul nulla, così come ci sono stati 125 milioni iniziali del governo Draghi. Ecco, invece c'è il Movimento 5 Stelle, sono state stanziate. Il Movimento 5 Stelle dice no, i soldi li ha messi Conte. Tutti. Li ha messi Conte, cosa le devo dire? Che ci facessero vedere quali sono le norme, no? Quali sono le leggi con cui Conte ci ha messo i soldi. Alla fine il Movimento 5 Stelle rivendica tutto e il contrario di tutto, ma voglio dire, quello che hanno combinato a partire dal super bonus a tutto il resto è sotto gli occhi di tutti, poi possono
raccontare tutto ciò che vogliono. Onorevole, siamo alla volata finale, adesso speriamo davvero di poter mettere da parte le polemiche e di arrivare a celebrare questi giochi nella maniera più degna possibile. Le dicevo la domanda sulla festa della Repubblica. A differenza di quel che accade per il 25 aprile, il 2 giugno mette tutti d'accordo. Si riuscirà un giorno ad avere un 25 aprile che metta tutti d'accordo finalmente? Ma io spero di sì. Il nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto parole chiare anche riguardo al fascismo, al giudizio che noi abbiamo rispetto al ventennio. Purtroppo si continua ad utilizzare il tema dell'antifascismo per motivi politici, si continua a utilizzare il 25 aprile per motivi politici. Il 1° maggio a Taranto, abbiamo visto, è stato il festival della propaganda contro il governo. Questo è. Poi il 2 giugno, la festa della Repubblica, grazie a Dio, si riesce ad essere tutti uniti. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, il centrodestra moderno, liberale che noi rappresentiamo, non abbiamo nessuna difficoltà a rappresentare e a partecipare alla manifestazione del 25 aprile, così come facciamo da anni. Grazie onorevole Iaia, e adesso davvero remiamo tutti nella stessa direzione per arrivare al 21 agosto nel miglior modo possibile. Grazie onorevole Iaia. Grazie e auguri a tutti. Buona giornata, grazie. E adesso diamo di nuovo la linea a Piero Caffio alla regia, poi torneremo di nuovo in studio per parlare proprio della festa della Repubblica, della festa del 2 giugno. Bene, torniamo in studio e parliamo di questo specialissimo compleanno della nostra Repubblica che oggi appunto compie 80 anni. E per parlare di questi 80 anni di Repubblica abbiamo in collegamento il professor Mario Guadagnolo, già sindaco di Taranto. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Professore, allora 80 anni portati bene o così e così? Parliamo della Repubblica ovviamente. 80 anni portati bene come me, anch'io 80 anni, sono su quella strada, portati benissimo, fortunatamente portati benissimo, è stata una grande conquista. La storia veramente non si fa con i sé, come diceva il grande storico tedesco Mark Bloch, la storia non si fa con i sé, ma nel nostro caso io vorrei dire agli italiani, per spiegare l'importanza della Repubblica e del 2 giugno, se non ci fosse stata la resistenza, se non ci fosse stata la lotta partigiana, se non ci fosse stato il cambio di regime, cosa sarebbe dell'Italia? Sarebbe ancora un regime nel quale la libertà e la democrazia erano parole sconosciute. Pensiamo a quindi il 2 giugno è una festa che deve entrare nel DNA degli italiani. I giornali pubblicarono una bellissima fotografia per il giorno delle elezioni, il giorno della proclamazione della Repubblica. Una giovane donna, una donna fresca, una donna giovane, sorridente, che guarda avanti. Era l'avvenire che sorrideva agli italiani e che quindi guardava avanti, insomma. La mia paura in tutte queste cose, sa qual è? Quale? È la liturgizzazione del 2 giugno. Il 2 giugno non va vissuto solamente con le parate, che sono molto importanti. Io sono per quando Ciampi riprese le manifestazioni così a Roma, no? Bene, quella è, se si rimane a quello, è una forma di liturgizzazione del 2 giugno che lascia indifferenti. Il 2 giugno va spiegato, va dimostrato, va attuato nelle scuole, fin dalla scuola elementare, per far capire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che sono dei bambini fortunati, perché la nostra generazione, la mia, la sua, quella della mia età, è stata una generazione fortunata per essere vissuti in un paese nel quale ancora democrazia e libertà hanno un senso. Professore, la vera essenza della nostra Repubblica è la libertà di esprimere le opinioni, le proprie opinioni, la libertà di pensiero. Perfettissimo. Questo è un dato fondamentale. Fortunatamente la nostra è una Repubblica tollerante, voltairiana, che
tollera la diversità di pensiero e non, definisce fascista colui che non la pensa come te. Non è così. Ognuno ha il diritto di parlare e di esprimere le proprie opinioni, e questo significa libertà. Sa la cosa che mi consola? Io non sono un pessimista sul nostro paese. La cosa che mi consola, sa qual è? Quale? È che il nostro paese è ormai vaccinato. Cioè io sono convinto, guardi, che se qualcuno dovesse alzarsi la mattina e rimettersi il fezzo e gli stivaloni, lo caccerebbero a pedate gli italiani. Cioè l'italiano, dopo quello che è accaduto con il fascismo e dopo lo sforzo che c'è stato post bellico con la ricostruzione, con la quale si è stato ricostruito questo paese dalle ceneri, dalle macerie, gli italiani hanno capito il bene prezioso di cui oggi noi disponiamo, che è appunto la libertà e la democrazia, soprattutto se paragonato ad altri paesi nei quali invece i diritti civili, le donne, eccetera, sono calpestati e i dissidenti vengono impiccati in mezzo a una piazza. Professore, ma c'è secondo lei il rischio di una deriva da pensiero unico nel nostro paese? Sì, ma questo è un fatto culturale. Oggi, che sia rosso, che sia nero, oggi esiste il pericolo che ci si adegui al pensiero unico, che cioè la gente non pensi con la propria testa, che non esprima liberamente la propria idea, ma sente l'obbligo di adeguarsi al pensiero unico se è di sinistra, al pensiero unico della destra se è della destra, per cui uno di sinistra non può parlare male di Garibaldi, non può parlare male, non può pensarla diversamente da come la pensa il segretario della parte politica, eccetera. Questo vale da una parte e dall'altra, ma soprattutto, glielo dice uno della sinistra, soprattutto purtroppo vale per la sinistra e nella sinistra, per cui se tu non dici esattamente quello che vuole il segretario del partito o la parte politica e non ti allinei su certe posizioni, il minimo che ti può capitare è di essere chiamato destrista, filomeloniano. A lei capita spesso, devo dire. Io bravo. A me capita proprio spesso, no? Professore, un'ultima domanda. Lei ha attraversato la fase di passaggio, diciamo, dalla cosiddetta prima alla cosiddetta seconda Repubblica. Questo passaggio è stato un bene per il paese oppure no? Guardi, io sono un nostalgico della Prima Repubblica, le devo dire, quindi, ma perché ho la mia età, ho la mia storia, e le devo dire una cosa, nella Prima Repubblica c'erano dei giganti, noi siamo cresciuti, no, sulle spalle dei giganti, c'era gente che si chiamava Moro, che si chiamava Berlinguer, che si chiamava Togliatti, che si chiamava Craxi, Lombardi, Nenni, Fanfani. Queste persone hanno costruito hanno fatto la ricostruzione del nostro paese. Se ricordi, il piano Fanfani fu uno dei piani più avanzati per quanto riguarda la casa. No, la stagione grandissima, enorme di riforme del centro-sinistra, dell'incontro tra cattolici e socialisti, che ha rivoluzionato il nostro paese. Io sono un nostalgico della Prima Repubblica. È stato un bene, è stato un male. Il personale politico, mi permetta, se confrontato a quei giganti, ora è costituito, diciamo così, da figure meno autorevoli e meno capaci di leadership come era quella. Cioè quelli della Prima Repubblica avevano una visione lontana, guardavano lontano. De Gasperi diceva che un politico serio non deve guardare all'oggi, ma deve guardare al domani e al dopodomani. Io credo che questa lungimiranza sia proprio la dimostrazione di questa lungimiranza sia proprio la nostra Costituzione. Appunto, ma penso un po' che è stato il più grande, il più alto compromesso storico che sia accaduto nel nostro paese, perché sono riusciti veramente quei giganti. Parlo di Terracini, parlo di De Gasperi, parlo di Benedetto Croce, sono riusciti a conciliare l'inconciliabile, sono riusciti a conciliare culture completamente diverse, la cultura marxista, la cultura cattolica, la cultura laica, repubblicana, la cultura socialista.
E ne è venuto fuori questo meraviglioso crogiuolo di idee e di valori che è la nostra Costituzione. E difendiamola, allora proteggiamola questa Costituzione e proteggiamo soprattutto... proteggere un minuto, però attenti, non museizziamola, no. Perché la Costituzione, io non sono d'accordo con coloro i quali che dicono non bisogna toccarla, perché no, la Costituzione si deve e si può toccare, da adeguarla ai tempi, non nella parte dei principi, ma nella parte procedurale. D'altro canto gli stessi padri costituenti hanno previsto che la Costituzione possa essere modificata, tant'è che ne hanno dettato anche le condizioni, le modalità, infatti, su come si può cambiare. Quindi la Costituzione nei valori, democrazia, libertà, partecipazione, promozione del cittadino deve rimanere questa. Nelle procedure, le regioni e tutte le altre cose, la magistratura certamente può essere cambiata, anzi deve essere cambiata perché deve essere adeguata ai tempi. Grazie professor Guadagnolo e buona festa della Repubblica. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie professor Guadagnolo, e adesso di nuovo linea a Piero Caffio in regia. E allora parliamo di mare, perché Chima Mobilità ha ristabilito, insomma, come ogni estate, le corse con le idrovie per l'isola di San Pietro. Ieri l'inaugurazione ufficiale, sentiamo il servizio. Primo giorno di giugno, primo traghetto per l'isola di San Pietro. L'Adria ha lasciato gli ormeggi per affrontare il mare calmo di Mar Piccolo, passare sotto il ponte girevole e affrontare il Mar Grande, tra ripante di bagnanti festosi. Il servizio di trasporto per l'isola di San Pietro è una realtà tanto amata e tanto desiderata dai cittadini quanto dai turisti, ma uno dei problemi era la prenotazione che Giorgia Gira, presidente di Chima Mobilità, annuncia di aver risolto. Oggi inauguriamo quello che è il servizio per l'isola di San Pietro, tanto amato e desiderato dai nostri cittadini ma anche dai turisti. In più quest'anno, al fine di agevolare quello che è l'acquisto dei biglietti, dei ticket e degli abbonamenti, che in passato ci hanno dato un po' di problemi, hanno rallentato le operazioni di acquisto, quest'anno abbiamo implementato con il software di Viva Ticket, che è molto più intuitivo, semplice, e già abbiamo i primi feedback positivi per quello che è la nuova gestione della piattaforma degli acquisti. Riprenderanno anche i tour serali per godere appieno di quelle che sono le meraviglie naturalistiche che la nostra città offre, e noi ci auguriamo che tutti i tarantini possano apprezzare anche quest'anno l'isola di San Pietro e le attività poste in essere dalla Marina Militare, e auguriamo a tutti una buona estate e buon vento al nostro equipaggio. Il sistema delle idrovie si conferma un pilastro della mobilità locale. L'assessore all'urbanistica e alla mobilità Giovanni Patronelli ha definito il servizio un'autentica tradizione, una vera priorità tradizionale che i cittadini rispettano da anni. Guardando al futuro, l'obiettivo dell'assessore sembra piuttosto ambizioso. Solidare questo servizio anche in periodi che non riguardano e non afferiscono solo quello estivo, però è chiaro che per realizzare un servizio del genere che possa mettere in collegamento più punti della città bisogna realizzare una infrastruttura alle spalle molto importante, e mi riferisco in particolare ai punti di sbarco e ai punti di approdo per le idrovie stesse. Quindi quei punti che sono già individuati nell'attuale piano urbano della mobilità sostenibile, abbiamo l'ambizione di realizzarli e stiamo cercando di trovare i finanziamenti e indirizzare questi stanziamenti proprio alla realizzazione e al miglioramento anche del sistema di idrovie. Parte di questa visione è già inclusa nei progetti futuri del SIAB, un vecchio progetto sempreverde per rendere il mare di Taranto un asse fondamentale della mobilità cittadina. Bene, ora di nuovo linea alla regia e poi torneremo di nuovo a parlare del mare, ma lo faremo in una prospettiva molto particolare attraverso la staffetta blu della legalità, il mare come educazione al rispetto delle regole. Ieri sera la staffetta della legalità, la staffetta blu della legalità è approdata a Taranto. Tra poco ci collegheremo con la Lega Navale, dove c'è Bruno Fasano dell'associazione Mare Vivo, e che ci parlerà appunto del programma della staffetta blu qui a Taranto in questi giorni. Adesso linea a Piero Caffio.
E allora parliamo della staffetta blu della legalità, un modo diverso di concepire il mare. La staffetta è partita dal Gargano, è approdata ieri sera a Taranto e stamattina comincia il programma di attività alla Lega Navale. È collegato con noi Bruno Fasano dell'Associazione Mare Vivo, che insieme appunto alla Lega Navale ha organizzato questa staffetta blu. Buongiorno Bruno. Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Siamo qui alla Lega Navale di Taranto, dove appena stanno facendo le operazioni di ormeggio della nave Francesco, se si osserva da questo lato. Sì. Riuscite a vedere? Sì. Stanno eseguendo le operazioni di ormeggio, siamo in attesa che il comandante sistemi per bene l'attracco della nave sul galleggiante e controlli anche l'altezza della profondità del fondale e dello scafo. Bruno, qual è il programma di oggi? Il programma di oggi abbiamo i saluti istituzionali. A che ora si parte? Alle 10 partiamo e c'è la professoressa Donghia dell'Università di Foggia, che fa parte della rete dei comuni sostenibili, e lancerà un messaggio per promuovere Taranto a diventare un comune sostenibile. Poi ci sarà la nostra presidente Pia Tamma di Mare Vivo, il referente scientifico, il professor Dino Pierri, e i referenti di Taranto. Qui alla Lega ci sarà il presidente regionale della Lega Navale di Taranto Zelletta e il presidente di Taranto Flavio Musolino, con il presidente della Lega della Magna Grecia Basilicata Rocco Petrera. Inoltre ci sarà l'intervento dell'onorevole Vianello e di altri giornalisti che seguiranno i nostri percorsi al fine di dare un messaggio di legalità, un messaggio di educazione all'ambiente, un messaggio di pace, un messaggio di trasmettere alle nostre generazioni qualcosa che rimanga per donarlo a tutti i cittadini di questa città. Ecco, a proposito di legalità, mi sembra importante sottolineare la presenza di queste due imbarcazioni che sono state proprio sottratte alla criminalità organizzata. Esatto, la nave Francesco è intestata al comandante buonanima Emanuele Basile, dove oggi verrà la sorella Titti Basile ad omaggiarci della sua presenza per salutare la nave Francesco intestata al fratello. L'altra barca è Elena, dove una ragazzina vittima di mafia si è trovata coinvolta in un incidente dove lei non c'entrava niente. Avete percorso, diciamo, tutta la costa pugliese, dal Gargano fino a Taranto. Sì. Ma qual è lo stato di salute del nostro mare qui in Puglia? Il nostro mare ha una situazione di biodiversità e di un processo di eutrofizzazione molto più alto a causa dell'innalzamento della temperatura. E si notano anche specie diverse che non sono del nostro territorio, perché con l'andare del tempo, l'aumento della temperatura, ma anche il flusso dei mercati orientali e sud-occidentali hanno inserito queste nuove specie che spesso attaccano le nostre specie marine, animali e vegetali, trasformando radicalmente tutto l'assetto ecosistemico. Quindi da un punto di vista ecologico il sistema sta un po' cambiando. Una cosa bella che questa è diventata una nursery per i nostri amati delfini. Ci sono visti anche dei capodogli, quindi è una zona particolare, una zona di protezione per le mamme per accudire i propri piccoli. Ecco perché dobbiamo preservare il nostro territorio. Ecco, io vedo la fonte principale. Dicevo, vedo accanto a te la professoressa sì. alla quale vorrei chiedere, con noi. Sì, alla quale vorrei chiedere, al di là degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici, ma
quanto lavoro educativo c'è da fare ancora sull'uomo, sui comportamenti mirati a tutelare un bene prezioso come il nostro mare. Siamo ancora un po' sporcaccioni, o sbaglio? Allora, diciamo di sì, nel senso che sicuramente c'è ancora tantissimo lavoro da fare educativo che noi facciamo, soprattutto rivolto ai giovani, ma rivolto a tutta la comunità. Qui per esempio noi abbiamo portato una mostra, che è la mostra Only One, che è già stata portata dalla Vespucci in giro per tutto il mondo praticamente. È la mostra che indica diciamo che parla appunto della nostra biodiversità. Una cosa importante è che diciamo il mare, come ha detto Bruno, il nostro mare sta subendo sicuramente un cambiamento, però il nostro mare sta proprio per questa ricchezza di biodiversità sta dimostrando una resilienza enorme, nel senso che soprattutto nel secondo seno, per esempio del Mar Piccolo, che tutti penserebbero essere ormai un mare privo di vita, invece è ricco di biodiversità, e noi nell'ambito di questa, diciamo, di questi giorni mostreremo sia ai ragazzi che a tutta la comunità la ricchezza, la bellezza, diciamo, la resistenza, la resilienza e la ricchezza che può generare anche dal punto di vista economico il nostro mare. Quindi quella che potrebbe essere diciamo l'alternativa di Taranto. Taranto è sorta, diciamo, sul mare, e fin dall'antichità Taranto viveva di mare. Inizialmente Taranto viveva di mare, poi c'è stata, diciamo, questa svolta nell'industrializzazione. Adesso dovremmo cercare di riportare Taranto a quelle che erano le origini, cioè a utilizzare il proprio mare, non a sfruttare, ma a utilizzare il proprio mare, e diciamo anche dal punto di vista turistico, facendo vedere quelle che sono le bellezze di Taranto, che purtroppo spesso anche noi tarantini non conosciamo, cioè quindi dobbiamo far conoscere le nostre bellezze. Siamo in chiusura, allora ricordiamo dalle 10 le attività fino a che giorno, Bruno? Enzo, allora domani ci sarà un'attività di public engagement, e giorno 4 una presentazione alla SVAM, all'Aeronautica Militare, e il 4 pomeriggio la serata finale al Circolo Ufficiali, la Sala Le Vele, dove verrà premiato l'ambasciatore del mare. Comunque domani è anche aperto alla cittadinanza, ci sono 124 studenti che faranno attività laboratoriali sul rispetto dell'ambiente e dell'educazione al mare, con ricercatori universitari, ricercatori del CNR IRSA di Taranto e altri colleghi che ci affiancheranno e ci daranno sostegno, come tante altre associazioni che si sono rese amiche per questa grande attività. Grazie Bruno, intanto ci vediamo più tardi alla Lega Navale, quindi dalle 10 in poi, con l'avvio delle attività per la staffetta blu della legalità. Grazie per questo collegamento. Bene. Grazie a te. Siamo giunti a conclusione di questa nuova puntata di Buongiorno Taranto. Ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. È tutto per questa puntata.